Il virus rallenta la sua corsa in Friuli Venezia Giulia, migliorano tutti gli indicatori. Riccardi, regione saldamente in zona bianca. Il sottosegretario Costa, la politica rinnovi ogni giorno la fiducia nella scienza. Sorpresa tra gli industriali friulani per lo stop alla proroga del mandato alla presidente Mareschi Danieli. Le reazioni: a questo punto riparte la procedura elettorale per individuare il successore, mandato in scadenza a novembre. 1 migliaio di studenti che si sono laureati online durante la pandemia oggi si sono ritrovati per festeggiare il traguardo. L'Università di Udine ha organizzato il Graduation Day allo Stadio Friuli. Domani chiuderà definitivamente al pubblico il primo punto vendita aperto da McDonald's a Udine 23 anni fa, una chiusura, spiegano però i gestori, con il sorriso. Il presidente del Pordenone Lovisa chiama a raccolta i tifosi in vista della partita al Tegit contro il Vicenza. Possiamo fare di meglio, ma voi aiutateci. Finora prenotate solo 800 biglietti, di cui 360 dei tifosi ospiti. Buonasera e ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Radicalizzare il dibattito non porta a risultati utili. La politica deve assumersi il ruolo di rinnovare ogni giorno la fiducia nella scienza. Così il sottosegretario alla salute Andrea Costa oggi in regione. Sul Green Pass dice ha accelerato la campagna di vaccinazione e evitato rallentamenti nel percorso verso il ritorno alla normalità. Nell'intervista di Andrea Pierini ha parlato anche di terza dose e scuola. Sulle terze dosi, anche qui attendiamo le indicazioni che ci arrivano dal CTS e da AIFA. Al momento abbiamo iniziato con i fragili, poi procederemo con gli ultra ottantenni e con il personale sanitario over 60. Dopodiché questa ovviamente è una fase di studio in cui, ripeto, tutti i monitoraggi ci forniranno le indicazioni corrette per procedere. Credo che il dovere e il ruolo del governo sia quello di farsi trovare pronto per la somministrazione della terza dose e sotto questo aspetto devo dire che la struttura garantirà sicuramente questo percorso. Alla politica spetta anche il compito di tranquillizzare i cittadini e in particolare chi ha timori. Domani è attesa a Trieste una nuova manifestazione dopo quelle delle scorse settimane a cui hanno preso parte oltre 10.000 persone. Dobbiamo ogni giorno veicolare messaggi rassicuranti. Io sono convinto che la gran parte dei cittadini che ad oggi non si sono vaccinati non sono ascrivibili ai Novax, nei confronti dei quali evidentemente ogni evidenza scientifica risulta essere inutile, ma sono cittadini che magari hanno delle legittime preoccupazioni e dobbiamo rassicurarli, dobbiamo rinnovare ogni giorno piena fiducia nella scienza, anche perché se il nostro paese sta uscendo dalla pandemia è perché la scienza ci ha messo a disposizione i vaccini e credo che la politica si debba assumere la responsabilità di questo ruolo. Non credo che radicalizzare il dibattito e lo scontro tra vaccini obbligatori e vaccini non obbligatori possa portare a risultati positivi. Per quanto riguarda il Green Pass, io credo che sia stato uno strumento utile per accelerare nella campagna di vaccinazione che certamente ha raggiunto risultati importanti, sia stato anche uno strumento utile che ci ha permesso di non tornare indietro dal percorso di ritorno graduale alla normalità del nostro paese. Il sottosegretario ha poi visitato alcuni reparti del Burlo toccando con mano l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Il virus rallenta la sua corsa in Friuli Venezia Giulia, migliorano tutti gli indicatori a partire dall'RT sceso da 0,97 a 0,84. Sono tutti in miglioramento gli indicatori che descrivono l'andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia, dove l'indice RT è sceso a 0,84. È quanto si legge nella bozza di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute con aggiornamento al 29 settembre. Il contagio continua a rallentare, il numero di casi positivi riportati alla Protezione Civile regionale negli ultimi 14 giorni è diminuito del 23,8%. Il report precedente registrava un calo del 20,6%. I tamponi risultati positivi sul totale dei test effettuati sono il 4%, erano il 5%. L'indice RT, come detto, è sceso da 0,97 della settimana precedente a 0,84. Si allenta anche la pressione sugli ospedali. I posti letto Covid occupati in terapia intensiva sono il 4%, 3 punti in meno rispetto alla scorsa settimana. Quelli nelle aree mediche sono il 3%, erano il 4%.
Per quanto riguarda i focolai Covid, quelli attivi sono 349 contro i 393 del report precedente. I nuovi focolai sono 101 rispetto ai 138 della settimana scorsa. I dati ci dicono che il Friuli Venezia Giulia è saldamente in zona bianca, così il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi commenta l'ultimo report sulla pandemia. Ci auguriamo di essere sul rettilineo finale, aggiunge. I prossimi giorni saranno importanti per capire l'effetto della riapertura delle scuole sulla curva dei contagi. Quanto alla terza dose di vaccino, Riccardi parla di adesione timida. I dati ci danno una riduzione, è confermato nel report, siamo saldamente in zona bianca, il rapporto tra il contagio e la tenuta ospedaliera migliora, quindi tutti ci auguriamo di essere verso il rettilineo finale. Poi non so quanto sarà lungo questo rettilineo, perché molto dipenderà anche dalla prosecuzione della campagna vaccinale. Vediamo un'adesione alla terza dose un po' timida, abbiamo superato le 860.000 adesioni e è chiaro dobbiamo continuare a lavorare per questo. In più esamineremo i dati nei prossimi giorni, perché i prossimi giorni sono i dati dell'effetto apertura delle scuole, quindi bisogna sperare che questa tendenza venga confermata e tutti auspichiamo che sarà così. Per quanto riguarda l'autunno, che l'anno scorso ha visto una impennata dei casi, al momento c'è fiducia che si riesca a gestire la situazione proprio grazie al vaccino. Noi dobbiamo continuare a vaccinare, dobbiamo vaccinare con le terze dosi secondo le priorità che ci vengono date dalla gestione commissariale e dobbiamo mettere in campo le misure che consentano di recuperare tutto quello che purtroppo il mondo sanitario non è riuscito a seguire nel corso della pandemia. Questa è l'altra grande cosa che dobbiamo fare. È un lavoro lungo, difficile, faticoso, come insomma, ben comprendete, perché pesa sulle spalle del servizio sanitario regionale. Si registrano 2 decessi con Covid nella giornata odierna in Friuli Venezia Giulia, una donna di 92 anni di Rive d'Arcano e una 85enne di Trieste, decedute in ospedale. 28 i contagi tra gli ospiti, tutti vaccinati e asintomatici nelle case di riposo nell'area triestina e 4 tra gli operatori. In tutto 110 nuovi positivi su oltre 10.600 tamponi, 7 pazienti in terapia intensiva, 42 quelli in altri reparti, le persone in isolamento sono 948. E dopo i tamponi molecolari effettuati ieri, i test hanno rivelato la presenza di almeno una positività fra gli 80 studenti della scuola elementare ad Anegri, posti in quarantena lunedì scorso. La didattica a distanza era scattata dopo il contagio riscontrato in un docente presente nell'istituto fino al 17 settembre. Solo 3 classi dunque potranno rientrare a scuola, questo almeno fino al 4 ottobre, quando verrà effettuato un nuovo tampone di controllo. In caso di confermata negatività, i ragazzi della classe rimasta in didattica a distanza torneranno in classe solamente mercoledì 6 ottobre. Lo scopo è arginare tutte le possibili positività latenti. Oggi in tribunale a Udine ha deposto il primo dei 3 imputati nel processo per i presunti maltrattamenti alla comunità Pier Giorgio di Tolmezzo. Presunti maltrattamenti alla comunità Pier Giorgio di Tolmezzo, parlano gli imputati. È stata sentita oggi in tribunale a Udine la prima dei 3 ex dipendenti della struttura durante il processo che li vede accusati del maltrattamento di alcuni utenti tra il 2008 e il 2015. A deporre davanti al giudice Daniele Faleschini Barnaba, assistita dall'avvocato Alessandro Darè del Foro di Pordenone, è stata la 77enne Marta Francescatto. Non ho mai usato le mani sugli ospiti se non per contenere i più violenti, ha affermato la donna, prima volontaria alla sede udinese della comunità e poi dipendente in quella tolmezzina. Anzi, ha spiegato come sia stata lei ad essere picchiata più volte mentre si frapponeva tra chi aveva un accesso incontrollabile di violenza e gli altri utenti della struttura. La donna ha negato di aver tappato la bocca degli ospiti con nastro adesivo, di averli insultati, presi a calcio o a schiaffi o puniti con l'isolamento, tutte azioni di cui è accusata. Le domande si sono concentrate su 3 episodi riguardanti persone con problemi psichiatrici. Si tratta di un uomo legato con lo scotch, di un ospite chiusa in soffitta dove erano conservati i materassi e di un'altra messa sotto un getto d'acqua. In tutte e 3 le occasioni, ha spiegato l'ex dipendente, si era trattato di una necessità per contenere o far cessare i violenti scatti d'ira e nel caso della soffitta la paziente non fu mai legata. Tutti episodi, ha continuato, resi noti ai vertici della comunità assieme alla necessità di allestire una stanza di contenimento. In questi frangenti, ha concluso la donna che ha imparato il mestiere sul campo, chiedevo a Dio di non sbagliare. A dicembre saranno sentiti anche gli altri 2 imputati.
Si stava recando in corriera a Udine nell'orario di uscita da scuola con la marijuana nel marsupio, arrestato dai carabinieri un 19enne di San Daniele. Si stava recando a Udine nell'orario di uscita dalle scuole con la marijuana nel marsupio. Un ragazzo di 19 anni, residente a San Daniele, è stato arrestato dai carabinieri di Udine per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Il giovane è stato fermato mentre si trovava sulla corriera San Daniele Udine alle 13 di martedì 28 settembre. Gli uomini dell'arma lo hanno perquisito e hanno trovato nel marsupio un barattolo di vetro contenente 12,6 grammi di inflorescenze. Successivamente è stata passata al setaccio anche la sua abitazione e nell'appartamento al piano superiore, disabitato, sono stati rinvenuti altri 244 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Oggi il GIP di Udine, Maria Rosa Persico, ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora a San Daniele e la permanenza in casa nelle ore notturne. Il ragazzo potrà uscire dal comune solo per andare a scuola al CERT, dove segue un programma di disintossicazione da THC, il principio attivo della marijuana. Quasi 70 kg di sigarette di contrabbando sono stati trovati su un auto articolato turco, erano diretti in Inghilterra, 2 le persone denunciate. 69 kg di sigarette di marca Oscar sono stati sequestrati dall'ufficio delle dogane e dalla Guardia di Finanza di Trieste, impedendone così l'immissione in Gran Bretagna in evasione dei diritti doganali. Durante un controllo sui traffici commerciali è stato individuato un mezzo commerciale proveniente dalla Turchia e diretto appunto in Inghilterra. 5 cartoni contenenti 100 filtri d'aria per auto sono stati smontati perché sospetti. All'interno, infatti, abilmente nascoste, c'erano 345 stecche di sigarette per un peso di 69 kg di tabacco lavorato estero. Denunciato a piede libero per contrabbando doganale aggravato l'autista dell'autoarticolato turco e la persona residente in Inghilterra individuata quale destinataria della merce. Il totale dei diritti doganali evasi ammonterebbe a circa 15.000 euro e la successiva cessione sul mercato avrebbe consentito un profitto illecito di circa 7.000 euro. Tempi lunghi per la trasformazione dell'ex caserma Cavarzerani di Udine, destinata a ospitare la nuova sede della questura, continua ad accogliere migranti, i cui rintracci sono quotidiani. Tempi lunghi per la trasformazione della ex caserma Cavarzerani. È una caserma di cui la proprietà è dello Stato, il demanio pubblico, quindi lo Stato, ha previsto di fare all'interno dei grandi lavori che riguardano la creazione della nuova questura e quindi il trasferimento della questura che attualmente si trova in Viale Venezia, portarla a Cavarzerani e poi tutte altre iniziative di modifica dell'attuale assetto. Però la Cavarzerani adesso come adesso ospita questi richiedenti asilo, queste persone che entrano clandestinamente sul territorio italiano e che vengono portate lì per seguire il problema del triage, cioè verificare che non siano portatori del coronavirus e poi vengono spostati in altri centri in Italia. Quindi è una situazione ancora di emergenza e penso che per ancora tanto tempo continuerà questa situazione e quindi i lavori purtroppo si dilatano nei tempi e questa è una cosa negativa perché noi pensiamo e auspichiamo che la Cavarzerani diventi, come è stato promesso, la sede della nuova questura di Udine. Questo è l'obiettivo, che poi sia aperta con spazi verdi come prevede il progetto a favore della popolazione e che magari i clandestini non ci siano più. So che questo è un auspicio perché la realtà ci dice che purtroppo c'è tanta gente che si sta spostando dal Pakistan, dal Bangladesh. È una cosa che dobbiamo cercare di fermare perché così non si può andare avanti. Il caso Morisi, ma anche la sua candidatura, Massimiliano Federica questa mattina ha fatto il punto sulle vicende della Lega partendo proprio dal suo personale progetto per il futuro. Se i cittadini mi rivorranno lo farei volentieri perché vorrei portare avanti quello che abbiamo messo in campo in questi
anni di legislatura. Rompe gli indugi con notevole anticipo rispetto ai tempi classici della politica il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che non nasconde nel 2023 la volontà di puntare al bis. Il futuro della Lega però è in questo momento in fase di costruzione. Il caso di Luca Morisi, ormai ex braccio destro a livello di comunicazione di Matteo Salvini, implicato in una vicenda di droghe, festini e luci rosse, potrebbe accelerare un passaggio verso un movimento più moderato e riflessivo con dietro le quinte Giancarlo Giorgetti e un frontman scelto tra i presidenti di regione, e in poll, oltre a Fedriga, c'è anche Luca Zaia. In ogni caso qualcosa sta cambiando. Io personalmente ho sempre cercato di, anche nei distinguo e anche nei dibattiti accesi che ci sono stato, incentrare sempre tutto su proposte politiche che magari non condivido e dare un'alternativa. Farla andare dal punto di vista personale penso sia sempre sbagliatissimo, indipendentemente da chi la fa, che lo faccia il PD, che lo faccia la Lega, che lo facciano i 5 Stelle, che lo faccia Forza Italia o Fratelli d'Italia. Io penso che questo sia un problema della politica nel paese. Quindi la bestia è morta? Ma la bestia non c'è mai stata, c'è stata un'organizzazione social, penso molto forte, che dopo venga chiamata bestia, bestiete, mi sembra anche in questo ci sia una spettacolarizzazione che purtroppo non fa bene alla politica, anzi inviterei anche i giornali a trattare di temi che interessano i cittadini italiani. Sorpresa tra gli industriali friulani per la mancata proroga del mandato della presidente Mareschi Danieli in scadenza a metà novembre. Il Consiglio di Confindustria Udine si è espresso favorevolmente a larga maggioranza, ma non è stata raggiunta la quota necessaria dell'80%. A questo punto lo Statuto prevede la riapertura della procedura elettorale per individuare il successore. Sfuma la proroga del mandato per la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli. Ieri sera il Consiglio, riunito per vagliare la ricandidatura della numero 1 degli industriali friulani, che lo scorso giugno aveva raccolto il consenso praticamente unanime degli iscritti all'associazione, senza alcuna ipotesi di candidatura alternativa, si è espresso a favore della proroga di mandato con una maggioranza larghissima, ma inferiore alla quota necessaria per la prosecuzione del mandato. Al voto di ieri sera si è giunti dopo un rilievo di Confindustria Nazionale, che ha invitato ad una consultazione più estesa di quella che a giugno avevano espresso sia il Consiglio sia la base degli associati, in maniera pressoché unanime a favore di Anna Mareschi Danieli. Stoppata la proroga di 2 anni, il mandato dell'attuale presidente scadrà pochi giorni prima della metà di novembre. A questo punto lo Statuto prevede la riapertura della procedura elettorale. I saggi dovranno nuovamente rimettersi al lavoro per sondare la base associativa e verificare se emergeranno una o più candidature. Queste saranno portate all'attenzione del Consiglio, lo stesso che ieri ha stoppato la proroga, per la votazione. La macchina sarà messa in moto in tempi brevi, resta da capire se la procedura si concluderà entro metà novembre, considerando che normalmente richiede diversi mesi. Abbiamo raccolto le reazioni di 2 past president di Confindustria Udine, Giovanni Fantoni e Adriano Luci. È stata una resa dei conti personale, non me lo spiego diversamente. Giovanni Fantoni, già presidente di Confindustria Udine, membro del consiglio dell'associazione, commenta così il fatto che non è passata la proroga di mandato di 2 anni della presidente Anna Mareschi Danieli. Lo vedo come un regolamento di conti, prosegue Fantoni, da parte di persone ambiziose che probabilmente hanno compreso che per l'associazione si avviava una fase nuova in cui avrebbero svolto un ruolo diverso da quello attuale, molto più marginale. Fantoni evidenzia come, almeno fino a ieri sera, non ci fossero state prese di posizioni contrarie alle strategie condivise, ad esempio sul percorso verso la regionalizzazione dell'associazione e sul fatto che questa debba avvenire prima di eventuali aggregazioni con altre territoriali del nord-est. Fantoni definisce sconfortante e avvilente il fatto che siano state contraddette le decisioni prese dal Consiglio Generale di Confindustria Udine solo pochi mesi fa, quando la maggioranza si era espressa compatta, favorevole al 97% alla proroga della presidenza della Mareschi Danieli. Ieri sera, precisa il past president, non è venuta meno la maggioranza a sostegno della Presidente, non si è raggiunta la maggioranza qualificata dell'80%, necessaria, per statuto, per prorogare di 2 anni la carica. Quanto alle prossime decisioni della Presidente, il cui mandato scade prima della metà di novembre, Fantoni riferisce di averle consigliato di prendersi qualche giorno di tempo per meditare e riflettere prima di decidere il da farsi. Sulla vicenda interviene anche il past president Adriano Luci.
Sono dispiaciuto per come sono andate le cose e mi auguro che nel breve tempo si trovi una soluzione condivisa che possa riportare la serenità necessaria per la gestione dell'associazione. Un migliaio di laureati online all'Università di Udine durante la pandemia ha aderito al Graduation Day, manifestazione organizzata dall'Ateneo Friulano che si è svolta alla Dacia Arena. Non ci siamo dimenticati di voi e voi non vi siete dimenticati di noi. Così il rettore dell'Università di Udine, Roberto Pintona, ha esordito parlando davanti a oltre 6.000 persone che alla Dacia Arena hanno partecipato al Graduation Day, cerimonia riservata a quanti durante l'emergenza Covid si sono laureati in modalità online. Sono 1 migliaio i laureati che hanno aderito all'iniziativa per poter festeggiare tutti insieme il conseguimento di un importante traguardo. È una promessa che ho fatto diverso tempo fa perché sentivo insomma, un po' di dovere, l'abbiamo condivisa in Ateneo nei confronti di questi studenti che sono laureati da casa loro, da posti più improbabili a distanza, e quindi seppur a distanza di tempo insomma, l'idea era di portare, di vederci perlomeno tutti insieme. Unico esempio in Italia il vostro? Dello stadio sì, di sicuro, e poi di aver recuperato questa festa a distanza, sì. Poi ci saranno anche altre piazze più ampie, più nobili, però credo che insomma, questo dia veramente un senso di comunità, per cui il rettore, i colleghi, il personale, gli studenti e le famiglie hanno assolutamente bisogno. Se mi state chiedendo il ritorno, e questa sarebbe l'andata della partita, è un po' impegnativo, anche perché considerate che comunque abbiamo messo in piedi tutto ciò che potevamo, il nostro staff, in un periodo in cui sono iniziate le lezioni in presenza, quindi non lo so. Intanto questa è già una bella cosa che siamo riusciti a fare. La Danieli di Butrio ha consegnato questa mattina le borse di studio agli studenti meritevoli dell'ITS Malignani di Udine, che si conferma importante punto di riferimento per le aziende alla ricerca di lavoratori sempre più specializzati. Sono state complessivamente 9 tra le seconde tranche del biennio 2019-2021 e le prime del biennio 2020-2022 le borse di studio consegnate ad altrettanti studenti meritevoli dell'ITS Malignani da parte della Danieli Officine Meccaniche di Butrio. Alcune di queste, del valore di 6.000 euro ciascuna, erogate in 2 parti, sono state donate dalla famiglia Benedetti stessa. A dare il loro personale congratulazioni alla cerimonia in Danieli Academy anche ex studenti dell'ITS assunti in Danieli appena conseguito il diploma. Le aziende sono il cuore pulsante del nostro sviluppo, lo sviluppo che deve necessariamente avvenire per poter dare al territorio figure che siano allineate. È importantissimo essere sollecitati, parlo come direzione, a investire nella ricerca didattica, nella ricerca di nuove attrezzature da mettere a disposizione. Siamo qui perché Danieli, Officine Meccaniche e l'ingegner Benedetti sostengono davvero i giovani nell'intraprendere percorsi premianti per loro e per le loro famiglie di tipo tecnologico. Mi ha fatto ripensare a quando ho iniziato io. Alla fine io sono un perito del Malignani, ho iniziato nell'85 e ho provato le stesse situazioni, cioè di fronte ho suggerito di entusiasmo, disponibilità, perché è quello che ho fatto nel mio percorso, visto che approcciando in questo modo il mondo del lavoro si riesce ad avere un sacco di opportunità e questi ragazzi, quelli che hanno parlato, ho visto che tanti di loro hanno già colto questa possibilità e stanno sfruttando questa situazione. Decine di usignoli, capinere, gardellini e lucherini prelevati illegalmente in natura sono stati trovati in una casa di Latisana e alla Sagra degli Osei di Sacile. 2 le persone denunciate. Denunciato per ricettazione e acquisto di cose di sospetta provenienza un cittadino veneto controllato durante la Sagra degli Osei a Sacile lo scorso 5 settembre. Il monitoraggio, attivato per bloccare l'attività dell'ucellagione, è stato eseguito dai carabinieri del nucleo CITES di Trieste in collaborazione con la sezione Soarda di Roma. L'uomo è stato trovato in possesso di 28 esemplari di cardellini e lucherini del valore di 2-3 mila euro con anelli identificativi falsi, provenienti quindi non da allevamento ma prelevati illegalmente in natura. Un altro espositore è stato sanzionato per circa 1.300 euro per non aver esposto sul suo mezzo di trasporto l'insegna Animali Vivi.
Un privato cittadino di Latisana, friulano, infine, lo scorso 6 settembre è stato denunciato per tentato furto venatorio aggravato perché trovato in possesso, nel giardino della sua abitazione, di 2 gabbie trappole armate con richiami elettroacustici per la cattura di mammiferi e di uccelli. È stato trovato in possesso di 37 esemplari di capi nere e usignoli, 25 dei quali con sigillo identificativo fasullo. Richiami e gabbie armate sono stati posti sotto sequestro. Ultimo giorno d'apertura per il McDonald's, posizionato in Borgo Stazione a Udine, una chiusura, spiegano i gestori, con il sorriso. Ultimo Big Mac in Borgo Stazione. Da domani cesserà definitivamente l'attività del punto vendita McDonald's, posto in Viale Europa Unita, nel cuore del quartiere delle Magnolie, il primo fast food della catena aperto a Udine 23 anni or sono. La chiusura delle serrande potrebbe sorprendere alcuni avventori. Proprio per questo a chi si recherà all'angolo di Via Roma nelle prossime 3 settimane saranno distribuiti 500 coupon di caffè omaggio da consumare negli altri 4 punti vendita della zona udinese. Chiudiamo con il sorriso, ha spiegato a Telefriuli Angelo Casa, il licenziatario della compagnia americana in città. Il locale di Viale Europa Unita è stato semplicemente sostituito da quello aperto in Viale Palmanova, che è più grande, più funzionale e più nuovo. Seguendo una strategia commerciale, prosegue Casa, abbiamo preferito essere più presenti per le famiglie e lavorare in ambienti più sicuri e funzionali. Attualmente a Udine e nell'Interland McDonald's dà lavoro a 150 dipendenti, di questi l'80% è assunto a tempo indeterminato. E inoltre alla ricerca di 30 persone da inserire a tempo indeterminato nei fast food di Viale Palmanova, del centro studi, del centro Città Fiera e del McDrive di Tavagnacco. Ma lo sviluppo e gli investimenti nel territorio della Grande M gialla, superata la pandemia, continueranno. L'azienda infatti sta pensando di espandersi anche in provincia e attualmente è alla ricerca di nuove possibili collocazioni. Si vocifera infine anche di un nuovo punto vendita nel centro di Udine, ma dall'azienda ancora non arrivano conferme. Cordenons si prepara a eleggere il nuovo sindaco. In lizza ci sono 4 candidati che hanno lanciato idee e proposte per la città nei prossimi 5 anni durante un confronto negli studi di Telefriuli che andrà in onda questa sera alle 21. Ecco un assaggio del dibattito. Sarà sfida a 4 a Cordenons per la corsa al municipio alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. I candidati, al termine di un'intensa campagna elettorale, sono pronti a presentarsi agli elettori, ciascuno con i propri punti di forza. Il confronto tra loro su temi e idee, realizzato negli studi di Telefriuli, andrà in onda stasera a partire dalle 21. Io mi impegno, se eletto sindaco, a rinunciare all'indennità di sindaco. Ci impegniamo a ridurre gli assessori da 7 attuali a 5 e ad eliminare la figura del portavoce del sindaco, che portano ad un risparmio in 5 anni di ben 500.000 euro. Il mio sogno è intanto di allargare la casa di riposo di Cordenons. 112 erano 30 anni fa, i posti letto 112 sono oggi, gli over 65 sono aumentati di 3.500 unità. È quindi necessario che su questo piano si faccia qualcosa, anche se l'ente è autonomo, ma comunque il sindaco, se vuole, può fare queste altre, la possibilità anche di sfruttare contributi. Si deve cercare di cogliere l'occasione per fare sinergie con le realtà vicine. L'ente che io lascio è un ente che ha abbassato di 10 milioni il debito che aveva, che non ha acceso nuovi mutui, ma che ha fatto delle opere. Mi sento di dire che lascio in questo momento nelle mani degli elettori un comune che è perfettamente in sintonia col futuro. Le coalizioni che mi accompagnano hanno aperto le loro porte alla società civile, mettendo il massimo delle competenze nelle posizioni chiave, lavorando molto sui tempi di realizzazione di progetti e iniziative. Lo sviluppo economico e sociale è una chiave determinante per il futuro della città. Parola ora alle urne, con sullo sfondo un possibile ballottaggio. È iniziato il convegno sudante della Fondazione De Claricini, articolato in 3 tappe, oggi la prima a Cividale. Si è tenuto a Cividale del Friuli il primo dei 3 appuntamenti intitolati Dante il 300. Il convegno internazionale di studi, fortemente voluto dalla Fondazione De Claricini Dornpacher, toccherà nei prossimi giorni anche la cittadina di Moimacco e l'Università di Udine, luoghi simbolo per l'associazione. Progetti iniziati già nel 2019, che culminano con la mostra dei codici friulani esposta proprio a Cividale e appunto con il convegno di studi di questi giorni.
Sono stati numerosi gli interventi della prima serata, tra cui quello del professor Andrea Manzucchi, filologo dell'Università di Napoli, che ha evidenziato, supportato da diversi studi, come Dante abbia influenzato, grazie ai suoi capolavori, non solo la linguistica e la letteratura italiane, ma anche le scritture dei territori più marginali, come Cividale e Napoli. È un grande motivo d'orgoglio la presenza della Fondazione dei Claricini Dornpacher sul nostro territorio, che dal 1971 racconta la storia della regione friulana proprio attraverso la famiglia dei Claricini, che sembra rispecchiare lo scorrere del tempo. Le 3 tappe del convegno vanno a trattare a 360 gradi la vita di Dante, partendo dal suo intervento nella lirica del Trecento, passando per la presenza dantesca nel discorso politico, fino ad arrivare poi alla tanto discussa presenza dell'autore in Friuli. Se questi 3 giorni sono dedicati al poeta nazionale nel centenario della sua morte, la mostra di codici resterà invece esposta al Museo Archeologico Nazionale fino al 7 novembre prossimo. Tra poco le notizie sportive con il Pordenone Calcio in primo piano, a parlare il presidente Lovisa che chiede aiuto ai tifosi, richiama a raccolta in vista della partita al Tegil contro il Vicenza. Possiamo fare di meglio ma voi aiutateci, dice il presidente. Finora prenotati solo 800 biglietti, di cui 360 dei tifosi ospiti. Il telegiornale termina qui, ma tra poco Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata.